Buongiorno e buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Padania Libera. In studio Andrea Ancona per la consueta rassegna stampa. Ricordo il numero amico per sapere dove sono i gazebi della Lega per firmare per il referendum. Siamo nel rush finale. Potete chiamare allo 02 66 234 234, ripeto 02 66 234 234 per sapere se non trovate sulla Padania dove nella vostra città, nel vostro paese, dove si trovano i gazebi per firmare. Ricordo anche che si può firmare per il sesto referendum, quello per ripristinare il reato di clandestinità. Potete firmare anche nei comuni, quindi c'è ampia scelta. Comunque telefonate allo 02 66 234 234. E iniziamo la rassegna stampa con la Padania, il quotidiano del Nord, il quotidiano che tutti i leghisti dovrebbero leggere per sapere notizie vere e non artefatte, non deformate come altri giornali fanno a piacimento a seconda del loro editore e del loro riferimento politico. Spagna-Italia 1-0, non è una partita dei mondiali, ma un triste record, diciamo, ennesimo naufragio nel canale di Sicilia, sbarchi senza sosta, strutture al collasso, Mare Nostrum è un fallimento da cui Renzi e Alfano non sanno come uscire. La Lega invece i clandestini li fermano. Anche ieri in 1000 hanno tentato di superare le recinzioni a Melilla, respinti dal pronto intervento delle forze di polizia. Scusate, in Spagna invece i clandestini li fermano, non la Lega. È un lapsus. Esteri, l'intervista, Crimea, Ucraina e Russia, ecco la grande rivoluzione delle regioni. E poi ancora il conto della crisi, salasso Tasi per le famiglie, in vacanze ci vanno a rate, così la prima pagina della Padania. E vediamo all'interno, pagina 2, ancora vittime tra chi parte richiamato dalle sirene italiane, chi parte ovviamente dai paesi africane o medio orientali. Oggi in arrivo al porto di Palermo la nave Etna con 700 tratti in salvo in diverse operazioni e i corpi senza vita recuperati nell'ultima tragedia. E poi abbiamo Salvini, il segretario federale della Lega Nord, 2 giorni in Sicilia. Il segretario federale Matteo Salvini sarà impegnato per 2 giorni in Sicilia. Questo pomeriggio alle 17 sarà a Maletto, paesino alle pendici dell'Etna, in provincia di Catania, dove il Carroccio è stato in percentuale il movimento più votato nelle ultime elezioni europee. Poi domani alle 10 il leader della Lega sarà a Ragusa davanti alla prefettura per una manifestazione contro l'immigrazione clandestina. Salvini sarà impegnato in questi 2 giorni, accompagnato da questi 2 giorni dal senatore della Lega Raffaele Volpi e dal deputato Angelo Attaguglie, pardon. La Spagna respinge 1000 clandestini nell'enclave di Melilla, profughi alle regioni in proporzione agli abitanti, non della Lega. Questa è una proposta partita dal governo. Dopodiché vediamo Alfano e Renzi sognano che sia l'Europa a togliere dei guai di Mare Nostrum. Il ministro dell'Interno dice l'Unione Europea faccia la propria parte prendendo in mano la frontiera mediterranea, oppure l'Italia lascerà in mano la questione, ma non spiega in che modo, e c'è molta confusione. Poi ancora, questo ci fa più piacere, facce nuove e basta euro, la lezione leghista per un nuovo centrodestra. Quella di Bitonci a Padova è stata una grande vittoria, è una bellissima città e si merita un grande amministratore. Farà anche da traino per le elezioni regionali dell'anno prossimo. Secondo Enrica Stefani, senatrice vicentina per battere la sinistra, la strada da perseguire è quella dell'innovazione nelle persone e nei contenuti. E poi abbiamo l'Expo,
Expo bene Cantone, ma ora il governo ha altri impegni. Queste sono le parole di Roberto Maroni. Maroni dice anche massima collaborazione col commissario anticorruzione, l'esposizione deve realizzarsi in piena trasparenza e nei tempi previsti. Moderato sarai tu, ecco come Salvini può battere Renzi, di Vincenzo Soffo. Gli altri articoli citati prima di Igor Iezzi, di Giovanni Polli, quelli che ho citato prima. Come vedete la Padania è molto ricca di approfondimenti. E poi ancora il partito che non ci mancava, scende in campo Passera, l'ex ministro numero 1 di Intesa San Paolo lancia Italia Unica contro i populisti di Grillo e Renzi. L'asso nella manica? Una mostruosa manovra da 400 miliardi. E noi l'avevamo anticipato, ma in 2 anni fa addirittura, che anche il signor Passera, Corrado Passera, già ministro di Monti, con la caduta di Monti sarebbe stato uno dei papabili, uno dei cavalli di una parte dei poteri forti. E qui è tutto un succedersi di poteri forti, che una lotta tra i poteri forti, dove poi come Lega si cerca di inserirsi non come potere ma per dar voce ai cittadini e per realizzare la politica leghista, che a mano ovviamente si adegua ai tempi che si vivono, insomma, ecco. Perché Soros vuol comprare le caserme italiane? Il finanziere che fece crollare la lira torna a speculare sul nostro paese. Nel mirino gli immobili che hanno la garanzia di aver lo Stato come affittuario, sotto la lente i suoi rapporti con le coop rosse. E Soros, per Soros giustamente, ovviamente più che giustamente, pecunia non olet, basta far soldi, li fa con chiunque, coop rosse, coop bianche, coop nere, chiunque sia cerca di far soldi. Altro colpo di mano di Renzi, impone Orfini e mette all'indice Mineo. Il premier fa votare l'ex giovane turco alla presidenza del Consiglio. Il giovane turco è una corrente del PD, non è che vengono i turchi dalla Turchia. Guarda, no, magari qualcuno poi telefona e dice ma vengono i turchi, no, ma ci sono già. Ma la minoranza voleva Zingaretti, Civati non ci sta e si astiene. Matteo sta combattendo una battaglia inutile e prepotente, dice Civati, ovviamente parla di Matteo Renzi. E poi c'è Grillo che frena su Pizzarotti, che fa proselito, ovviamente Pizzarotti, il sindaco di Parma, che ha in lite con Grillo da qualche mese, da quasi subito, a dire la verità, appena eletto sindaco. Grillo sta frenando perché sta perdendo ovviamente simpatie da quelle parti, perché Pizzarotti è sindaco, allora o non fa più il sindaco per conto dei 5 Stelle, lo fa per conto suo, oppure è stato eletto con i voti 5 Stelle, quindi rappresenta il movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. E poi un'altra rubrica gustosa, il Lecca Renzi. Dopo aver ascoltato la relazione di Matteo Renzi, penso che quel 40,8% di consensi ottenuto alle europee sia davvero in buone mani. Chi lo dice non è un leghista, è una signora Marina Sereni del PD, quindi tutti in soccorso del vincitore e tutti a osannare il vincitore. E poi paga e Tasi per una famiglia su 2, conto più salato dell'IMU, con qualche eccezione come Treviso dove si spende meno. Olbia è la città a 0 Tasi, mentre Aosta e Trento hanno scelto l'aliquota base dell'1 per 1000. Tutti gli altri comuni hanno aumentato la tassazione, quindi Tasi più alte dell'IMU, evidentemente. Vacanza o cara? Con la crisi le ferie si pagano a rate. La scelta è motivata per lo più dalla scarsa liquidità disponibile, ma incide anche il timore dei controlli fiscali con il redditometro già in agguato. Così agenzie e operatori del credito si organizzano. E poi ancora Zaia sulle regionali del 2015, attuale alleanza ha ben governato, dice il governatore Zaia.
E poi Malpensa, i lavoratori bocciano l'ipotesi di accordo sindacale, il 62% ha detto no, il 1° luglio non ci sarà addio concordato, per il 2114 esuberi. E poi la notizia internazionale, Obama aggiorna la lista nera USA e l'Iran torna utile. L'avanzata di Al-Qaeda in Iraq riavvicina 2 storici nemici. Il presidente Hassan Rouhani si dice pronto a valutare una collaborazione. Crimea, Ucraina e Russia, è iniziata la grande rivoluzione delle regioni. Potete trovarlo sempre all'interno della Padania, e per adesso abbandoniamo la Padania per vedere cosa ci dice il Corriere della Sera. Tasi, i calcoli per non sbagliare, domani la scadenza per l'IMU, gli ultimi controlli, il groviglio di tasse sulla casa, l'IRA di CGIL, CISL e UIL per i permessi sindacali dimezzati. Prima notte di emozioni, vince l'Italia di Ballottelli, questo non poteva mancare. E poi ancora l'indagato test, io, il Mose e la rete della grande ingordigia, un articolo di Gian Antonio Stella, che è interessante da approfondire per chi vuol sapere di più dello scandalo di Venezia, dove il sindaco è stato arrestato, poi patteggiato per 4 mesi, vuol dire che ha ammesso di aver preso i soldi, aver preso le tangenti, e poi dice io non mi dimetto, finché gli hanno detto forse è meglio che ti dimetti, poi si è dimesso. Il sindaco che era stato eletto con le liste del PD, con l'appoggio del PD e della sinistra, una volta arrestato nessuno lo conosceva più, finché qualcuno ha detto ma questi sono i vostri volantini elettorali, queste sono le vostre liste, è uno dei vostri, al che hanno detto sì, però insomma lui ha detto ma io obbedivo al PD, mica ho preso i soldi per me. Insomma il PD è nella bufera, però ovviamente perché il PD hanno cercato di calmierare tutto, non c'è PD ladrone su nessun giornale, né di destra né di sinistra, si cerca insomma di insabbiare, di non disturbare troppo il manovratore. L'invito di Renzi al PD, corruzione, chissà parli, e apre il dossier Rai. Matteo Orfini, votato presidente del partito tra i rumori della minoranza. E vediamo un po' cosa succede in casa PD, tanto per dare una mano ai nostri amici del PD a fare un po' di informazione su di loro, no? Perché poi poverini, se non ne parla nessuno di quel che succede al loro interno, si sentono così un po' emarginati. Sui dissidenti PD conta il lavoro, non il veto, dice Matteo Renzi, non lascio il paese in mano a Corradino Mineo. Ecco, spiego per chi non lo sa, i pochi che non lo sanno, chi è Corradino Mineo. Corradino Mineo già giornalista Rai e senatore del PD, nella commissione, se non vado errato, affari istituzionali, voleva votare in modo differente agli oneri del partito ed è stato allontanato lui e un altro, è stato sostituito all'interno di questa commissione, e così 24 senatori del PD per reazione si sono autosospesi a questo diktat e a questa epurazione voluta dal segretario del PD Matteo Renzi. Sui professori ancora dice Matteo Renzi, ho giurato sulla Costituzione, non su Rodotà o Zagrebelski, evidentemente l'ha detto il 31 marzo. Questo, vediamo un po' cosa dice ancora, ha detto ancora Matteo Renzi, il decreto economico e fiscale mantiene gli impegni che ci eravamo presi alla faccia dei gufi. E poi sulla RAI, lo sciopero indetto dai sindacati è incredibile e umiliante per chi? Ci chiediamo, e si chiede normalmente una persona che legge un titolo di questa portata. Poi ancora sui 5 Stelle, vedo che al Senato vi divertite, ma so che siete in crisi con i vostri elettori. È meglio guardare a casa propria, caro Matteo Renzi. Poi su Beppe Grillo, tu non sei mai stato democratico. Beppe, esci da questo blog, e questo è del 19 febbraio, quando ci fu l'incontro in streaming fra Matteo Renzi e Beppe Grillo. Poi vediamo Fassina, sull'ex compagno di corrente, era meglio un amministratore locale, Orfini bravo, ma avrei preferito una scelta che rappresentasse tutti.
E poi la tattica del leader, così al Senato ho messo Berlusconi di fronte al bivio. Per i Dem Sel sarà un'anguilla, questo lo dice Vendola. E poi c'è il segretario autistico, un caso le parole di Mineo, che paragona il suo segretario a una persona autistica, e per non parlare del problema allora ha messo sotto accusa questa frase, ma io non so se questa frase ti offende, perché francamente io non mi pronuncio, ma si fa un polverone su una frase per nascondere il resto, che è molto più spesso. Vuol dire che il resto che cos'è? Che ha cacciato 2 persone da una commissione che non la pensavano come lui, il caro Matteo Renzi, no? Per mettere 2 suoi yes men probabilmente, che voteranno esattamente come dirà il partito. Troppi 2 giornali, l'idea di fondere unità è Europa, ma il segretario PD vuole mantenere il brand dello storico quotidiano e tornare al vecchio nome della festa, la festa dell'unità. Ricordiamo che l'unità è stata fondata da Gramsci nel 1924, nel 2013 è nata Europa come organo di partito della Margherita, e quindi adesso li vogliono fondere perché sono in crisi evidentemente. Poi vediamo un po' una cosa che farà discutere molto, evidentemente a torto o a ragione, però è bene sapere di che cosa si tratta. L'apertura di Salvini al Premier, riforme insieme, ecco le condizioni. I leader del Carroccio, dialogo su Senato e titolo quinto. È un articolo di Marco Cremonesi, che delle cose leghiste si occupa da tanto. Io consiglierei di leggere questa intervista a Matteo Salvini prima di telefonare all'Armati e di ma io non ci sto, vogliamo fare l'alleanza con Renzi, no, vediamo su che cosa si può dialogare con qualunque avversario politico, e se su quella materia o quelle materie, 1, 2 o 3 che siano, c'è intesa bene per riformare in meglio come vogliamo noi, evidentemente, Senato e titolo quinto. Poi con il Dalai Lama a Roma, il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, non so, ha accolto ieri la massima autorità spirituale del buddismo tibetano, consegnandogli le chiavi della città. A Livorno deciderò tutto, con referendum senza quorum. Pizzarotti, io lo ammiro molto, è il neosindaco 5 Stelle. Celeranno i cittadini online e la democrazia. Il sindaco di Parma, ieri Pizzarotti era a Milano, sul blog Grillo e Casaleggio hanno smentito l'intenzione di togliergli il simbolo, e quindi sta facendo una marcia indietro clamorosa. Dopo averlo per varie volte insultato, Grillo che ha insultato Pizzarotti, adesso si sta calmando perché probabilmente ha capito che sta perdendo consensi all'interno del suo stesso movimento. Forza Italia e NCD, prove di intesa, mossa di Alfano sul presidenzialismo, il sì all'accelerazione di Berlusconi, prospettiva di riunificazione. Praticamente si sono insultato fino all'altro ieri, ma oggi insomma si può discutere, quindi non è vero che Berlusconi è così, non è vero che Alfano è colà, sono tutte e 2 brave persone che probabilmente con la perdita dei consensi cercano di mettersi insieme per formare non si sa bene più che cosa, perché erano insieme, quindi si staccano, si rimettono insieme e così si manda ancora di più in confusione l'elettorato. E poi Italia Unica, abbiamo detto nei titoli, passerà, riparte, la mia alternativa al PD. L'ex ministro presenta la sua start-up, non sarà un nuovo partitino di centro, sarà, secondo le sue intenzioni, un partito che aggregherà tutto il centro. Ma tutti quanti vogliono aggregare il centro, rifare la nuova DC, la balena bianca, la balena rosa, eccetera, eccetera. Procedure, a caccia del modello Mose su opere realizzate fuori dal Veneto. Appalti, lotta alle varianti che fanno salire i costi, sospesi per 3 anni le società che truccano i titoli nei bandi. E questa è la vicenda Mose, ce n'è un po' di tutti qua per la vicenda Mose. La mazzetta è solo quello che si vede, l'ingordigia del sistema è asfissiante. Baita dice: noi eravamo dei diffusori di spese,
con i soldi dello Stato. 600 milioni di euro era il fatturato annuo del Consorzio Nuova Venezia, con tutti i cantieri aperti per il MOSE, il sistema per la difesa di Venezia e della laguna delle acque alte. E dove c'è da mangiare si fondano tutti, dove ci sono opere pubbliche c'è da mangiare per certuni e i soliti noti che tutti sanno, quindi voglio dire, il sindaco di Venezia e anche Galan e democristiani e PD, questa gente qua, questa bella gente c'è sempre quando c'è da mangiare. Riforma salta l'articolo sui tempi certi, lo stop dei ministeri a Palazzo Chigi. Via la norma sui poteri della Presidenza in caso di ritardo dei dicasteri. Ci mancherebbe altro, perché rendere efficiente lo Stato? Perché poi si ha certezza, magari un po' di certezza in più sulla pena e su altre cose, mai bisogna mantenere lo status quo, così si può pacciare meglio, come si suol dire. Statali e già scontro sui permessi sindacali, pronte a scattare le misure nel decreto dell'energia e il no ai rinvii della pensione. E qui leggere il titolo veramente dice poco, bisognerebbe approfondire bene. Via le bollette gratis ai dipendenti Enel, questo penso che non lo sapevate, non lo sapevo neanche io. Via le bollette gratis ai dipendenti Enel, vuol dire che avevano le bollette gratis. Questo io leggo sul giornale. Scatta la staffetta generazionale sul lavoro, detrazioni, sconti per assumere nuovi agricoltori. Direttore AS scelti fuori dalla politica, ma scelti da chi fuori dalla politica? Perché poi i politici trombati, no, si tramutano di colpo in tecnici. Vabbè, andiamo avanti perché poi qua ci viene il mal di stomaco. E poi ancora vediamo se c'è qualcosa di interessante di politica interna, perché già con la politica interna abbiamo il nostro ben da commentare, insomma. E poi se se il regista ha alzato le mani e si è arreso e noi andiamo in pubblicità.
firma. Benissimo, rieccoci in radio. Ciao Andrea. Ciao Alfredo, ti sei presentato perché il regista mi ha preso di sorpresa. Ma perché eri talmente preso a leggere Repubblica, però ti fa male leggere Repubblica, quindi un saluto a tutti i radioascoltatori. E insomma, vedo sullo stesso piano Balotelli e Renzi. Sì, beh, in effetti danno spettacolo tutti e due. Esatto, beh, poi bisogna vedere qual è dallo spettacolo migliore, insomma. Io ho visto 20 minuti, mezz'ora della partita ieri, lo spettacolo non era dei migliori, insomma. Poi... io non l'ho guardata, alle due dei coglioni che erano in macchina e strillavano dalla gioia mi hanno svegliato, quindi ho tirato un po' di accidenti padani e vabbè, insomma. Ma io non sono tifoso, quindi non faccio testo. Ma io non ho smesso ma non per motivi, poi ho smesso di vedere la nazionale al tempo di Sacchi, per motivi sportivi, non politici. Però ti dirò, in questi giorni mi sono meravigliato, vedi quanto sono fesso, perché vedevo la bandiera italiana dappertutto e mi dicevo, ma dunque il 2 giugno è passato, che festa c'è? E mia moglie, ma fesso è per la squadra di calcio. Ho detto, sono diventati tutti patrioti adesso. Ovvio, e un tempo anche a sinistra si teneva per il Cuba, l'Unione Sovietica, si ricorda la Jugoslavia, esatto. La Germania dell'Est, no? Tutti i paesi comunisti, no? I PC e tutti gli altri, oggi tutti per l'Italia perché insomma è cambiato il vento. Prego, tu hai qualche sms interessante da... No, però diamo il numero che è per gli sms, che è il 346 6427 756 e oggi è l'ultimo giorno utile per votare i referendum, i 6 quesiti referendari. Qualcuno dice ma perché dobbiamo votare ancora, dobbiamo andare a firmare ancora eccetera, perché più firme ci sono, signori miei, quindi non è soltanto il raggiungimento delle 500.000 firme. Noi sappiamo già come sono andate le cose, quindi ringrazio tutti tantissimi che si sono mossi, sia militanti sia persone che sono andate a firmare, ma insomma più ce n'è meglio è, perché è un segnale molto forte che vogliamo dare a questo governo, che adesso farà tranquillamente i comodi propri, perché tanto c'è il calcio, quindi la gente se ne frega di tutto quello che succede. Ovvio, sta dimenticando tutti i problemi sono dimenticati. Vedi, la crisi è sparita, non c'è più. Esatto, poi specifico io, quando sono da solo non leggo gli sms perché non ci vedo fin là, quindi diventa una cosa, quindi quando sono da solo non mandate sms perché non li leggo, li leggerà poi il conduttore dopo, in sostanza. Ecco, lo dico, non è cattiva volontà la mia. Quindi partiamo con la Repubblica, riprendiamo la rassegna stampa. PD e corruzione, Renzi, chissà vada dai PM. Su Mineo non caccio nessuno, intanto l'ha cacciato, basta ricatti, cioè, vai via. No, ma lui non ha detto non caccio Mineo, ha detto non caccio nessuno. Nessuno non è stato eletto. Esatto, il nome nessuno. Orfini, esatto, e mi ricorda qualcuno più antico. Orfini eletto presidente dei Democratici, Expo parla Sala, ho sbagliato dicendo troppi sì. Vediamo, accantoniamo l'italica partita di ieri, che non interessa molto i nostri ascoltatori, e andiamo nelle pagine interne. Il richiamo di Renzi al PD, corruzione e niente sconti, chissà parli con i giudici. Perché poi nel momento in cui parlano, c'è uno scandalo, quelli che sono del PD, sindaci come quello di Venezia, vengono disconosciuti dallo stesso PD. Ma non era nostro. Tra poco diventa berlusconiano l'ex sindaco di Venezia che adesso è dimesso. Le riforme non sono un capriccio, basta ricatti, tuteliamo un brand, torniamo alle feste dell'unità. Il 40,8% all'europeo è una responsabilità che fa tremare i polsi, è un'attestazione di speranza. Non abbiamo paura di dire quello che non è un attentato all'indipendenza delle droghe, mettere il tetto agli stipendi, che non è un attentato, vabbè. In 3 anni i grillini hanno perso 3 capoluoghi di provincia, tra 105 anni hanno preso, scusa, ma io sono perché è difficile leggere Repubblica, ti assicuro. Tra 105 anni avranno in mano l'Italia, cioè qua prende in giro i grillini, no? Poi sulla scuola, una legge entro luglio, dalla crisi esci con il coraggio di fare la vera rivoluzione, quella educativa. Ecco, e poi ancora, e il Premier si prende il partito, non siamo più la casa della sconfitta. E poi c'è una foto di Mineo per una cosiddetta gaffe che ha fatto, che non commento, insomma. Ecco, il dissidente Casson applaude sia l'appello contro le tangenti, Casson ex giudice, Felice Casson.
Bene mandare a casa Orsoni, visto che non l'ha fatto da solo, non mi candiderò come sindaco di Venezia. Vabbè, nessuno te l'ha chiesto, probabilmente. Scusa un attimo, non per rompere le scatole, ma insomma, quando beccano questi che hanno le mani in pasta in tangenti e altre cose, insomma, quando ci sono state cose storte nella Lega, li abbiamo espulsi e i soldi sono stati restituiti, se sono stati presi. Qui si attaccano a un mucchio di parole, no? Poi la cosa bella, per modo di dire, che non viene detta sui giornali, è che con quello che è successo per il Mose, poi localmente la sinistra, e c'erano i loro che ne hanno combinate, ah no, è colpa di Zaia, non poteva non sapere. In Lombardia per l'Expo, anche lì il compagno Greganti, quindi gente democristiani e comunisti, ah è colpa di Maroni, non poteva non sapere, dimenticando che tra l'altro non c'era nessun leghista coinvolto in queste cose, e allora con questa logica è colpa di Renzi che non poteva non sapere. Cioè, allora, cari signori, state tranquilli. Maroni e Zaia lo sanno benissimo che la sinistra ha rubato, quindi stiano tranquilli. No, ma di più, oltretutto due cose. Allora, Expo, Milano ha vinto l'Expo, non la Lombardia. Intanto, quindi la Lombardia di conseguenza di riflesso evidentemente, no, essendo la regione di Milano, no, però non è che l'Expo sia di Maroni, è di Milano, del sindaco di Milano che tace. Hai sentito dire qualcosa a questo sindaco che ne sta facendo di cotte di crude? Prima cosa. Seconda cosa, faccio notare una dichiarazione di Lara Comi, rieletta deputato europeo, dice insomma sì, per il Mose a Venezia c'erano dentro tutti i partiti, insomma. No, cara Lara, la Lega non c'era, te l'ho scritto su Facebook. La Lega non c'entra, mettilo bene in testa, perché la teoria tutti ladri, nessun ladro, non va bene. Tutti ladri, se sono tutti ladri, sono tutti ladri. Se una parte anche del tuo partito te ne prendi responsabilità tu e il tuo segretario. Ben detto. Senti, possiamo dirlo una cattiveria, perché l'altro giorno c'è stata, così cominciamo bene la giornata, l'altro giorno c'è stata la manifestazione giusta e legittima dei tassisti contro Uber, la Lega li ha subito appoggiati, c'erano i consiglieri regionali leghisti che hanno incontrato la delegazione dei tassisti, i tassisti erano con gli striscioni contro Pisapia. Poi 5 minuti dopo sono arrivati i vigili, hanno confiscato gli striscioni, abbiamo filmato tutto. Quindi, sì, l'ho visto su Facebook, assolutamente sì, ormai però, democratici. Cioè, ormai siamo in un regime, io purtroppo mi sto incattivendo, vedo anche in Consiglio di zona, perché mi sembra di essere tornato come nel 78, quando tutto era regime, no? E non c'era niente da fare, no? Almeno io ero giovane studente, no? E mi facevano vedere bene queste cose qua. Io sto vedendo che tutto è regime, cioè è tutto bloccato, è difficile. Il compito di Matteo Salvini è veramente difficile, nel senso che trovare gli spirali in questa roba qua, una muraglia praticamente, non ti danno spazio. E comunque è il modo comunista di far politica, cioè lo sappiamo bene io e te. Sì, infatti. Orfini, presidente del PD, ovviamente, garanzia per tutti, per la minoranza, ma la minoranza rispetti le decisioni. Lui della minoranza già, insomma, inizia già a schierarsi da parte. Ma in effetti, sentivo i commenti sulle altre radio, Orfini, oltretutto, è vero che era della minoranza del PD, quindi non un renziano, ma si è subito adeguato, dicevano i commentatori di altre radio. Cioè, quindi se non è renziano non è più del PD e può rubare? No, com'è la storia? No, ma poi oltretutto questo è sempre un regolamento di conti interno al PD, no? Cioè c'è poco da fare, non è che lì lui sta facendo fuori Renzi, tutti quelli che non la pensano come lui, punto. E in effetti si è visto il cambio nella Commissione Affari Istituzionali. La festa dell'unità e il marchio è dei DS, il tesoriere Sposetti, vabbè, ma non ci interessa. Adesso litigano pure per questo. Ma sì, dai, non perdiamo tempo. Ecco, invece i sindacati bocciano la riforma della pubblica amministrazione, una vendetta contro di noi. E dai titoli di questa riforma si evince che saranno dimezzati i permessi sindacali. Cosa sono i permessi sindacali? Per chi non lo sa, sono questi sindacalisti che sono staccati a tempo pieno, vuol dire che non lavorano e prendono uno stipendio come se lavorassero, ok? Indicano gli scioperi come a Milano di venerdì dei trasporti, quindi si fanno il venerdì, sabato e domenica. I sindacati staccati a tempo pieno a Milano, all'ATM di Milano, azienda tranviaria milanese, trasporti milanese,
costa 1 milione all'anno i permessi sindacali, quindi l'ATM spende 1 milione per mantenere delle persone a non lavorare, e i lavoratori che pagano sulla busta paga, la tessera sindacale, eccetera, spendono i loro soldi per far fare il venerdì lo sciopero, cioè, e rompere le palle a tutti i lavoratori, fra le altre cose, anche ai pendolari che devono tornare a casa, che magari stanno tutta la settimana a Milano. Questo è quello che fanno i sindacati dell'ATM. Io non ce l'ho contro i sindacati, con i sindacati, sono stato sindacalista, ma quando mi sono accorto che appunto il tempo pieno era un pretesto per farsi i fatti loro e inciucciare con la direzione della banca, lavoravo al Banco Ambrosiano, no? Io sono uscito e sono rientrato in produzione, sono uscito dal tempo pieno, tanto per essere chiari. Ecco, Madia, il ministro, vogliamo i giovani per la rivoluzione digitale, irresponsabile chi ci ostacola, e in effetti non bisogna disturbare il manovratore, da qualunque parte tu dovrai risolvere, non bisogna farlo. Il grande spreco di Stato tra stampanti e scrivanie, 30 miliardi da risparmiare, oggi ci sono 32.000 stazioni appaltanti, potrebbero ridursi a 40, si può spendere fino all'80% in meno centralizzando gli acquisti, cosa che io ho sempre sostenuto, fra le altre cose, perché avendo fatto il responsabile acquisti so che centralizzando eviti. E poi c'è tutto un come si spendono i soldi, si spendono male i soldi, e se qualcuno vuol divertirsi può vederlo. Io non consiglio di comprare la Repubblica, ma la Repubblica Online magari si può trovare questo articolo che dà ben l'idea, no, di come si spendono questi soldi. Poi ancora tangenti e fondi neri, le prime confessioni degli arrestati del Mose. Venezia ha confermato l'esistenza del sistema Mazzacurati e la cassetta di sicurezza di Galan finisce sotto sequestro. E la Comi non dice niente. Cara Comi, ma non l'ha letto. Comi, leggi la Repubblica, tu la puoi comprare. Tanto sono tuoi amici. Aspetta, scusa, perché c'è un titolino interessante. Nella cartella dell'indagine spunta un finanziamento di 60.000 euro del consorzio alla Fondazione Vedrò vicina a Enrico Letta. Chi è questo Enrico Letta? Ma non conosco, non so. Di che partito? Aspetta, no, Enrico Letta era Enrico Letta, ma no, non lo conosciamo. È stato il premier prima di... Sì, no. Sì, perché le ha detto stai sereno. Sì, e lui sta sereno. E sta sereno. Gli frego 60.000 euro, più sereno di così. È sereno. Vabbè. Expo dice Sala, ce la facciamo, ma anch'io ho sbagliato a dire sì a Formigoni. Quindi adesso stanno mollando Formigoni pure. Insomma... Vabbè, Pizzarotti, la marcia indietro di Grillo, abbiamo illustrato prima, quindi che Grillo sta un po' dopo aver insultato e addirittura cercare di mettere alla porta Pizzarotti, sindaco di Parma, adesso visto che perde consensi sta facendo una marcia indietro. L'ex comico dice non gli toglieremo il simbolo, possibile incontro a Milano tra Casaleggio e il sindaco di Parma. Gad Lerner nel mirino del leader, e sul blog si scatenano gli insulti antisemiti. Complimenti. Il giornalista, un po' di igiene, cancellateli. Ecco, scusa un attimo, no? Siccome un po' di anni fa c'era stato uno scontro fra Leo Siegel e Gad Lerner, perché poi io non ho ben capito cosa avesse detto Leo Siegel. Qualcosa sui Rom, non c'entrava niente, poi gli ha detto una cosa che riguardava il suo fisico praticamente, ecco. È un po'... ma era una... Così, sì, ma sono finiti in tribunale per questa cosa. In tribunale, vabbè, insomma, io ho incontrato pure Lerner una volta, gli ho spiegato qualcosina, e mi ha detto, ma io non sapevo che Siegel fosse un giornalista, e siccome mi bastavano un po' di scuse, così, vabbè. Sì, ma infatti poi è finita a luce e vino, nel senso che si sono incontrati a cena, no? Ma poi Siegel è tutto fuorché razzista, questo è il mio compagno di banco in consiglio di zona, lo conosco dal 2001, insomma, segnali di razzismo li avrebbe dati in tutti questi anni. E ora qua Gad Lerner chissà cosa farà. Appunto, che faccia causa, che denunci tutto. Poi c'è Passera, abbiamo visto prima, Italia Unica, il nuovo centrodestra, in autunno il partito. Insomma, tutti fanno i partiti, però non sarà un partitino, sarà un partitone. Ma com'è sta cosa? Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Unica, c'è sempre questi Italia di mezzo, che però non è che funzionino molto poi alla fine della fiera. I tagli, I tagli, esatto. Al Senato un patto con gli ex Movimento 5 Stelle, il PD Molli Alfano, l'intervista a Nichi Vendola.
se si rompe la gabbia delle larghe intese di governo, noi siamo pronti a discutere di tutto, anche in questa legislatura. Praticamente il Selo Tsipras, come si chiama adesso, cerca sta dicendo mollate Alfano e io entro per ricattarvi per bene, alla fine. E poi in Iraq, Rouhani all'America, collaborazione possibile, a Baghdad 2000 Pasdaran, mano tesa del presidente iraniano per battere la jihad, il ministro al-Maliki, pena di morte contro i disertori. Chi volesse approfondire un po' la pagina, consiglio di leggere un po' tutti i giornali sulla situazione iraniana, perché poi ci si fa fuorviare magari da una visione piuttosto che da un'altra, a seconda dell'opinione politica e dell'editore del giornale. Vediamo un giornale di destra a questo punto, Il Giornale, nuova banda di tassatori. A volte ritornano, Renzi piazza al Ministero dell'Economia la vecchia guardia dei vampiri fiscali di fisco. Il Premier mette KO la minoranza PD e impone la sua linea con la minaccia di andare alle urne. È quello che si diceva già, noi diciamo qua a Radio Padania, già dopo la vittoria di Renzi, col 40,8%, la tentazione di andare alle elezioni e cercare di spacciare tutti e fare un governo monocolore PD è molto forte, e in effetti lì la partita si sta giocando sul filo. E Berlusconi chiede una legislatura costituente, certo. Intanto ricordiamo il numero per gli SMS, il 346-6427-756. E poi i guai di Palazzo Chigi, la morsa del fisco, a pagina 2, Orlandi, la nuova Lady Tasse, ossessionata dai grandi evasori. Toscana di 57 anni, arriva alla guida dell'Agenzia delle Entrate, sponsorizzate da Visco. In passato ha organizzato controlli con tecniche poliziesche per fare le pulce alle imprese. In Piemonte ha provato a dare un volto umano all'ente, operazione fallita. Questo è il biglietto da visita. Insomma. Fiera, orgoglioso delle origini empolesi, guai a darle della Fiorentina. E questo è una cosa che ci consola, poi c'è l'elenco delle tasse più odiate, dalla casa alla benzina, al canone Rai, alle utenze, al ticket sanitario, al bollo auto, alla successione, all'imposta di bolli, al passaporto, transazioni, giochi, lotterie e tabacchi. Questi in ordine le tasse più odiate. Quindi la prima tassa più odiata è la tassa fondamentale, quella sulla casa, poi c'è la benzina che ricade su tutti e poi via via tutte le altre che ho elencato. L'ombra di Visco sull'economia, così vuol riprendersi il ministero. Insomma, da Vieri Ceriani alla Orlandi, negli ultimi 3 governi è riuscita a piazzare molti suoi uomini nei principali snodi di potere, e un suo fedelissimo guiderà l'ufficio parlamentare di bilancio. E poi ancora all'interno i guai democratici, la kermesse, welfare, statali e gay. Matteo Renzi piazza le mine per tornare alle urne, quel che dicevamo. Il Premier alza l'asticella e propone temi che dividono la sua maggioranza, sempre con la stessa arma: elezioni. Evidentemente, se questi che sono stati eletti hanno paura di non essere neanche più messi in lista, neanche se resi, perché comunque con questa legge sarebbe un governo, un Parlamento, no, di nominati, quindi lui li nomina, hanno paura di non essere più nominati, quindi obbediscono, evidentemente. Le riforme non sono un capriccio del ministro Boschi, ma servono per far ripartire il paese, dice Renzi. Chi di noi sa parli, chi ha sbagliato paghi, no al derby ideologico sulle modifiche, e questo lo dice sulla giustizia, evidentemente sulle corruzioni all'interno del suo partito. Fisco e diritti. Nel 2015 arriva il quoziente familiare, subito dopo faremo anche le unioni civili, perché è una priorità le unioni civili di questo paese, che se non ha le unioni civili, insomma, sta male. No? Non è il lavoro, non è la disoccupazione, non è l'occupazione, non è il rilancio dell'industria, dell'economia, no, le unioni civili, va bene. Nessuno può ricattarci, Renzi sbriciola Mineo e la minoranza interna.
il segretario dal palco dell'Assemblea sbaraglia il dissenso e impone come presidente Orfini per aprire a sinistra. Vabbè, insomma, Mineo a me non era simpatico, non è molto simpatico, dico la verità, ex giornalista, ha servito al potere, a tutti i poteri che ha potuto servirsi, ma adesso nella corrente sbagliata e ha finalmente alzato la testa, devo dire, no? Io me lo ricordo proprio, non diciamo la parola perché è offensiva, insomma, inizia con Lecca e finisce con Piedi, e in Rai me lo ricordo benissimo, non mi piaceva e continua a non piacermi. Ha fatto un'alzata di testa, buon per lui, ha riacquistato un po' di dignità politica evidentemente. Le strane trame di Rinascita, la cassaforte del tesoro PD, e poi ancora l'inchiesta Mose si allarga ma i tempi si allungano, ma guarda caso. È vero? Se fosse stato per la Lega, uno scandalo targato, un pseudo scandalo targato Lega, sarebbe tutto subito in direttissima, titoli sotto, pagine dei giornali, ma c'è di mezzo il PD e poi anche Galan, allora i tempi si allungano. Certo. E poi si arriva alla prescrizione, perché dopo 5 anni c'è la prescrizione. Passa, si ricicla e scatena la caccia ai voti dei moderati, l'ex ministro torna in pista con Italia Unica, movimento anti-Renzi che punta al centrodestra. Però è bello questo titolo qua, cioè, per non far capire niente, è un movimento anti-Renzi che punta al centrodestra, Renzi a sinistra. Sì, appunto. Cioè, ecco, vedete, io lo dico per gli ascoltatori, come cercano comunque con questi titoli, perché poi si leggono i titoli, non si approfondisce poco, tutto sommato, gli articoli, no? Ecco, questo ministro anti-Renzi che punta al centrodestra, questo sono dei misteri della politica. Con Lulli, ex Vignani, addio, Buongiorno e Baldassarri, siamo a posto. Programma déjà vu, il programma poi è di quelli che nessuno dice io voglio aumentare le tasse, farvi soffrire, eccetera. Lui dice giustamente dimezzare le tasse sulle imprese e misure shock da 40 miliardi. Perfetto. E vedremo chi lo voterà. Riforme, ora Berlusconi rilancia, sì una legislatura costituente, il Cavaliere chiama il PD per trattare sul semipresidenzialismo, però basta con certi tramestì democratici. Tramestì, che non stavo cercando di capire il significato di questo tramestio. Alfano apre, ma l'ex premier ai suoi, coppia e viene a rimorchio. Ma però si vogliono unire insieme. Poi, sì, poi questo, l'intervista a Giovanni Totti, che riuniamo il centrodestra con NCD, Lega e Fratelli d'Italia. Allora, ascoltatori, diciamolo, evitiamo le polemiche. Non è che la Lega si vuole alleare con questi, è Totti che dice lui, no, nel suo cervello, riuniamo il centrodestra con NCD, Lega e Fratelli d'Italia. Bene, parole di Totti. Totti, io quando l'ho visto su Facebook, guarda, te lo assicuro, pensavo fosse un salumiere. Sì. Ma il salumiere sotto casa mia, poi ho visto che era Totti, cioè, ho capito Salumi dopo. Totti, ho capito. Però ecco perché Farage sbaglia a allearsi con il razzista Grillo. È un articolo di Magdi Alam che non poteva mancare. Il leader Movimento 5 Stelle, un acerrimo nemico di Israele, ha strumentalizzato la Shoah e messo all'agonia la lobby ebraica e alcuni suoi componenti. Le frasi shock di Beppe Grillo, secondo Magdi Cristiano Allam, sulla strage di Nassiriya legittimò i terroristi, siamo lì per il petrolio. Comunque anche Magdi Allam non è che... l'avrei voluto intervistarlo francamente in certi momenti dove poteva dirci qualcosa di interessante sul terrorismo eccetera, e poi l'ho contattato ma non si è fatto vivo. Grillini senza freni, insulti antisemiti a Lerner, il giornalista critica l'intesa con l'UKIP e finisce nel mirino dei fondamentalisti. Gad Lerner è stato insultato in maniera molto pesante sul blog di Grillo dai militanti del Movimento 5 Stelle per aver criticato l'alleanza con Farage. E poi sulle quelle leggi illogiche contro Dell'Utri e Scajola, insomma. Dell'Utri e Scajola sono due santi, vediamo un po' questo sottotitolo. Non ha senso associare un condannato per concorso esterno ai boss mafiosi e mettere ai domiciliari l'ex ministro
per affari più sentimentali che penali. Cioè, in sostanza lui è stato catturato all'estero non perché gli piace la moglie di Matacena, Mm. secondo i suoi avvocati, non lo dico io, Sì. l'ho letto, io non sapevo neanche chi fosse lui, neanche la moglie di Matacena. Di Matacena avevo sentito parlare. Gli piace la moglie di Matacena, viene arrestato, adesso l'arresta perché gli piaceva la moglie di Matacena, non è proprio così. No, infatti. Non è un affare più sentimentale che penale, eh. Le accuse sono veramente concorso con la mafia, esterno alla mafia, dopodiché che poi lui avesse una liaison sentimentale o presunta, che poi il bello che anche lì vedete la manipolazione dei giornali, perché non riportano le sue parole, riportano le parole dell'avvocato, che lui un domani con Matacena che gli farà un mazzo così, se torna Matacena a Dubai. Intanto è bello finché hai i soldi a Dubai può stare, quando finisci i soldi a Dubai, da Dubai lo cacciano, Esatto. no? Ecco, quindi Matacena tornerà prima o poi e dirà qualcosa, sarà estradato. Adesso a Dubai penso non ci sia l'estradizione per questi, ripeto, finché ci sono i soldi, e prima o poi farà i conti. Allora lui non parla il suo avvocato, lui è pronto a smentire. Io, Lady Mariana, come si chiama la signora, dice no, assolutamente non è vero. Vabbè. L'ex senatore in cella dice che si trova bene, ecco, questo è buono, sono contento per lui, e vuole dedicarsi ai libri. Ma in un carcere, poi sai, c'è carcere e carcere, non è San Vittore, dove... E Mare Nostrum non salva più un'altra strage di immigrati. Ma anche Alfano, cioè, adesso si è svegliato, cioè 600.000, ne arrivano con 600.000 pronti a partire, ovvio che poi succede anche questo, che, no, con queste carrette che Sì. tutti i giorni. Cioè. Sì, poi oltretutto due notizie, una che francamente ai gazzebi ieri è venuta una famiglia intera di Ragusa e la signora al gazebo di Piazza Argentina, saluto tutti i militanti e i sostenitori che stanno raccogliendo le firme nei vari gazebo, in particolare adesso mi fa quella della mia sezione Sì, Est come no. Milano, e così adesso in Piazza Argentina. Vabbè, diamo la linea pubblicità e poi parliamo anche di questo argomento. E allora, senti, visto che abbiamo parlato tanto di Matteo Renzi, io così ieri sono stato a pensarci, e insomma, in 30 secondi vi spieghiamo la politica di Matteo Renzi. Oh, gringo. Laggiù nella valle, fra vacchi e montoni, c'è Renzi Matteo che pensa elezioni. Carissima gente, sono Renzi Matteo, la voce suadente, il faccin da babbeo. Con i giochi a premi ho avuto successo, con i giochi a Premier in fondo è lo stesso. Ti tocco i risparmi, le tasse ti aumento e per pochi euro mi voti contento. A tutto il paese nel culo lo spingo. Parola di Renzi, parola di gringo. Ehi!
Benissimo, rieccoci in diretta, ricordiamo il numero per gli SMS che è il 46 6427 756, ultimo giorno utile per andare a firmare nei gazebo dei capoluoghi di provincia, 6 quesiti referendari, poi in realtà il sesto, quello per la reintroduzione del reato di clandestinità, durerà ancora un po', per cui l'invito è tutti quanti ad andare a firmare. La giornata qui a Milano è bruttarella, non importa, si può andare a firmare anche con l'ombrello. Assolutamente sì. Per conoscere il gazebo a voi più vicino, www.vieniafirmare.org. E poi c'è una bella manifestazione che si chiama Arte Vino, è una manifestazione enogastronomica e culturale, quindi unisce questi due elementi molto interessanti, un buon cibo, un buon vino e la cultura, e accade dove? A Maleo, che è un comune in provincia di Lodi, dove recentemente è stato riconfermato alla guida del comune il sindaco leghista Giuseppe Maggi, che noi abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi tutti. Senta, una iniziativa molto interessante, perché ho visto che avete un menù, è il caso di dirlo, particolarmente ricco. Che cos'è Arte Vino e dove si tiene? Allora, Arte Vino è stata una intuizione creata ormai quest'anno stiamo festeggiando il 10° anniversario della fondazione. È stato iniziato, diciamo, questo evento qui per valorizzare la Villa Trecchi, che è un bene di proprietà comunale, e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari della zona. Diciamo che stiamo ottenendo un ottimo successo in continua crescita e abbiamo avuto l'opportunità addirittura di essere presenti alla Camera dei Deputati a Roma, Villa Litta, Palazzo San Cristoforo della provincia di Lodi. Vengono praticamente una manifestazione che ha questi due scopi qui: valorizzare un bene pubblico quale Villa Trecchi e i prodotti tipici dell'agroalimentare lodigiano. Tra l'altro è un'iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo, perché leggo che nell'edizione passata, insomma, 15.000 presenze in soli 2 weekend, 2 fine settimana. Beh, insomma, complimenti. Certo, sì, siamo molto soddisfatti, soprattutto perché è una manifestazione che si regge a completo carico di tutti i volontari, che Maleo abbonda, ci sono parecchie associazioni di volontari, quindi senza nessun scopo di lucro. L'unica finalità sono i 2 che vi ho detto prima. Certo. Ecco. Devo passare. Sì, prego. No, stavo dicendo un attimino, volevo illustrare brevemente l'edizione di quest'anno. Sì. C'è una mostra per quel che riguarda il discorso arte dei paesaggi di vedute dell'Adda di fine 700-800, per quel che riguarda la cultura, e poi per quel che riguarda l'enogastronomia c'è quest'anno anche Slow Food, oltre naturalmente agli esercizi locali e parecchie aziende della zona. Ecco, poi vedo che dedicate proprio oggi alle 21 uno spazio anche al fumetto. Io ho fatto la scuola del fumetto, quindi mi attira particolarmente questa iniziativa, bella. Sì, anche perché quest'anno abbiamo creato addirittura un'associazione proprio Arte Vino, e abbiamo inserito parecchi giovani che stanno apportando tutte le loro intenzioni, tutte quello che è le loro vedute, diciamo, dal punto di vista proprio, anche come citava lei, dei fumetti e di tante altre nuove opportunità. Ecco, vedo che le iniziative saranno appunto questa sera e poi nel prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica, e ci sono non soltanto degustazioni di vino, ma anche di birre artigianali, e poi ci sono le pizze a chilometro zero. Esatto. Dall'anno scorso abbiamo inserito le pizze a chilometro zero, quindi con prodotti della zona, prodotti biologici, e da quest'anno abbiamo inserito anche le birre, proprio perché è stato un argomento che ci è stato suggerito e che ci viene chiesto. Ecco, senta, quest'oggi, sì, prego. Quest'oggi avremo anche la visita organizzata dalla provincia di Lodi nei monumenti storici. È stata recuperata proprio a fianco di Villa Trecchi, che è di proprietà comunale, una chiesa sussidiaria dell'Annunciata, è stata inaugurata 2 settimane fa, e quest'anno avremo la visita all'interno del percorso Il Lodigiano e i suoi tesori da parte appunto della provincia di Lodi. Certo. Quindi un programma molto intenso anche oggi, se ci assiste il tempo. Beh, comunque, insomma, diciamo che vale veramente la pena. Tra l'altro noto che degustazione di oltre 200 etichette tra vini italiani, internazionali, addirittura champagne e vini francesi, insomma, anche molto sofisticata questa iniziativa. Sì.
A capo, diciamo, che coordina questo comparto qui è l'amico Angelo Bertoli, che è un sommelier e che appunto è stato lui a recuperare e a segnalare, a scegliere i vini da degustare e da mettere in vendita, perché l'ingresso è completamente gratuito, si paga solo la consumazione del vino. Beh, certo. E allora voglio ricordare questa sera e poi nel weekend, anzi dal venerdì alla domenica, Villa Trecchi in via Manfredi a Maleo, in provincia di Lodi, arte vino e quindi degustazioni di vino, di birre, pizza a chilometro zero, poi anche tante iniziative culturali che spaziano dalla pittura al fumetto ai concerti. Bene, allora siete tutti invitati e io ringrazio e saluto il sindaco Giuseppe Maggi. Io ringrazio tutti voi dell'opportunità e tutti gli ascoltatori e buona giornata. Grazie. Andrea, niente male questa cosa. Sì. No, ma poi mi piace la faccenda delle pizze a chilometro zero, perché a me è capitato di fare una cazzata terrificante quando ero a Barcellona, sono andato a mangiare la pizza in un ristorante cinese, non l'avessi mai fatto. No, perché figurati, i cinesi che fanno la pizza, non oso pensare cosa ci avessero messo dentro. Qui invece leggo che sono fatti con ingredienti naturali prodotti dai nostri, onestamente. Tu pensa, quando ero in Inghilterra tanti anni fa, avevo 21 anni, un mio compagno di viaggi aveva voluto mangiare la pasta asciutta in Inghilterra. Io ho assaggiato una forchettata, una cosa indicibile, voglio dire. Guarda, ma io sono sincero, l'ho fatto perché avevo detto dai, spendiamo poco, non facciamoci fuori tutti i soldi il primo giorno, avevo detto alla moglie. Poi la pizza era esattamente come le scarpe dei cinesi, cioè di cartone, ho detto senti, va bene, mangiamo i prodotti locali loro. Fish and chips. Esatto, fish and chips. Dai, vuoi leggere qualche altro titolo in attesa di avere sì, si sta parlando qua di Mare Nostrum, non salva più, una strage di immigrati, la missione umanitaria attira gli sbarchi, ma giuravano che almeno avrebbe evitato i morti, invece ancora 10 annegati, altri dispersi. E poi Alfano dice: senza aiuti dell'Unione Europea proporrò di sospendere i soccorsi, cioè quel che dice la Lega. Dopo qualche mese Alfano se lo ricorda. E poi c'è il Dalai Lama che dice: anche il Dalai Lama boccia il buonismo, troppi migranti, basta. Invito di andare a cercare le dichiarazioni del Dalai Lama, interrogato su appunto le politiche migratorie, e dice anche lui quel che diciamo noi da decenni, ma voglio dire, lui interrogato adesso, non è che no, e dice: aiutiamoli in casa loro, perché è veramente disumano sradicarli e poi fare del buonismo peloso, insomma. Ecco Andrea, allora se da una parte c'è la migrazione di persone qui in Italia, dall'altro c'è la grande fuga dei giovani che vanno all'estero, continuano un po' tutti i giornali a lanciare l'allarme, perdiamo i nostri talenti. Allora parliamo un attimino di talento, perché c'è un libro molto interessante, scritto anche in maniera molto scorrevole, quasi a fiaba, con disegni, ma questo permette che così, il fatto che tutti possano leggerlo, non è il classico manualetto pizzoso. L'autore è Cristiano Ghibaudo, che ha scritto per l'appunto il libro del talento per la casa editrice Sonda. Cristiano Ghibaudo è formatore e coach, da tanti anni si occupa di comunicazione, formazione manageriale, orientamento e lavoro in team, lo fa con piccole e grandi aziende. Noi siamo collegati telefonicamente con il dottor Ghibaudo, che saluto. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Senta, un libro del talento in un paese come l'Italia, che i talenti, ahimè, è famosa per perderli, accidenti. Sì, innanzitutto vi ringrazio per l'ospitalità e secondo me è importante fare una riflessione su cosa intendo io quando parlo di talento. Certo. Nel senso che molto spesso questo termine viene utilizzato un po' a sproposito, confondendolo con il genio. Certo. Nel senso che quando si parla di talento immediatamente si pensa a colui o colei che dispone di una grande quantità di abilità naturale. In realtà il talento, così come lo intendo io all'interno di questo racconto, è un'abilità naturale, indipendentemente dalla quantità di cui ciascuno di noi ne dispone. Sì. E detto questo, il talento è uno strumento fondamentale che ciascuno di noi è chiamato a utilizzare e a spendere, non solo in un'ottica individualistica di migliorare quella che è la propria qualità dell'esistenza, ma anche di mettere al servizio delle persone che stanno accanto. Proprio quello che dice lei è legato al fatto che molti dei giovani fuggono all'estero anche e soprattutto in funzione del fatto che
se noi in Italia abbiamo una dimensione creativa molto sviluppata, per certi versi invece rischiamo di vedere il talento come uno strumento che finalizza solo alla crescita individuale, mentre è uno strumento che può fare molto bene a tutto quello che è il nostro paese in senso più generale. Ecco, senta, ma il talento nella costruzione del successo personale e professionale, perché poi diventa fondamentale, quanto conta? Allora, innanzitutto non credo, io non sono di quel gruppo di persone che dice che il talento, cioè che le cose debbano essere misurate per poter dire che esistano. Nel senso che è molto difficile riuscire a quantificare, e il mio libro è un racconto, non è una ricerca in cui si danno delle prove, ma piuttosto una serie di convinzioni raccontate sotto forma di favola, per tentare di dare un po' una risposta attivando delle domande, perché questo io lo dico fin dal principio, questo è il libro, si sarebbe potuto intitolare il libro delle domande, nel senso che il talento incide in modo pesante, soprattutto perché noi molto spesso abbiamo confuso quello che è il successo della nostra vita con la performance, il risultato. Ed è inequivocabile il fatto che noi molto spesso ci troviamo a fare i conti con un ambiente che è cambiato, lo accennava lei prima, il contesto, l'epoca che noi viviamo rispetto a quella dei nostri padri non ci mette nelle condizioni di, a parità di sforzo, di volontà, di impegno messo, di poter ottenere i risultati, no? Magari in termini di successo così come l'hanno fatto i nostri genitori. Allora occorre, necessario, fondamentale trovare nuove chiavi di lettura. E io credo che questa chiave di lettura sia ridotta in due parole, che sono trovarsi e poi spendersi. Cioè, da una parte riuscire a riconoscere, a dare un nome a quelle che sono le proprie attitudini naturali, perché una persona che non conosce quello che è il proprio talento, di fatto è un po' come se viaggiasse in terza con il numero dei giri del motore al massimo, no? Io questo libro è nato perché in tanti anni di percorso di formazione individuale mi è capitato di incontrare dei manager o comunque anche figure che lavorano all'interno delle imprese, e quando io facevo la domanda che lei mi ha rivolto, dico: quanto è importante il talento nel successo personale della propria impresa, del proprio team, tutti mi dicevano tantissimo, sì, è un elemento fondamentale, salvo poi dopo fermarsi nel momento in cui dicevo: bene, allora adesso dimmi quali sono i tuoi talenti. Chiaro. E allora da questo punto di vista nasce una riflessione trasversale a tutta la vita, no? Nel senso di dire uno strumento che deve essere utile ai genitori quando devono lavorare nel percorso educativo con i propri figli, deve essere utile agli insegnanti, deve essere utile a tutti gli educatori nel mondo dello sport, può essere uno strumento fondamentale per chi lavora nelle scuole, nelle imprese, perché oggi più che mai fare appello a quelle che sono le abilità, le capacità, le attitudini individuali diventa fondamentale. Ecco, dottor Ghibaudo, io ovviamente non voglio svelare un po' tutti i segreti che ci sono nel libro, mi colpisce la parte dove lei dice che ogni talento ha tempi diversi e può stupirci col suo enorme potenziale, quindi bisogna anche saperlo dosare il talento, forse non chiedere troppo a se stessi. Mi chiedo, c'è un trucchetto che possiamo dare? Ma guardi, io credo questo, io non faccio l'agricoltore e credo che mi abbia lasciato tantissimi insegnamenti da questo punto di vista. Io credo che noi dobbiamo passare da una concezione di valorizzazione del proprio talento ad una concezione di coltivare il proprio talento. Cioè non è che mio nonno, c'è un proverbio che dice: non è che puoi far crescere il grano più in fretta tirandolo perché lo strappi. Allora ognuno di noi ha un talento che può avere tempi di sviluppo molto differenti, nel senso che ci sono persone i cui risultati emergono in tempi molto brevi e altri da un punto di vista hanno bisogno di più tempo. Io credo che il segreto sia nell'utilizzare un po' questa logica, cioè nel vivere la frenesia di schiacciare, essere schiacciati sotto questa ansia da prestazione, nel senso di dire: finché il risultato non c'è, io non, se non riesco a strapparlo nel raggio di un tempo breve, significa che questo risultato potenzialmente non c'è, no? Mi viene in mente molte volte in cui, soprattutto lavorando molto nell'orientamento dei ragazzi di 25-30 anni, vengono fuori, cioè come le carriere delle persone possono esplodere in diversi momenti, nel senso positivo del termine, no? I tempi di relazione sono diversi. Io quindi direi che il segreto da questo punto di vista è quello di cambiare logica, no? Dalla logica della performance a tutti i costi alla logica del coltivare le capacità e le abilità.
Chiaro. Benissimo, allora io voglio consigliare ai nostri radioascoltatori il libro del talento di Cristiano Ghibaudo della Sonda Edizioni. Grazie molte, dottor Ghibaudo, buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie. Andrea, c'è qualche titolo che vuoi leggere? Poi potremo anche aprire le linee telefoniche. Sì, tanto che arrivano le telefonate, ad esempio i Marò che sono stati dimenticati dal governo, perché no? I Marò. Scusa, avevo dimenticato. Non i marroni. I Marò, l'Italia dell'onore in piazza per i Marò, la sinistra diserta, il corteo voluto dal giornale, famiglie dei soldati tricolori e inni, senza simboli di partiti, assente pure il sindaco Marino che invece per l'orgoglio gay fa di tutto, ma per carità, ognuno fa quel che vuole, poi ne risponde al suo elettorato. Io ricordo che due soldati innocenti o colpevoli che siano, sono ancora lì e non si sa bene, sono, come si suol dire, pending, sono ancora lì, mentre qua si accoglie tutti, benvenuti anche. Ci dicono che forse sono infiltrati dei terroristi forse. Ma no, ma sono una risorsa, no? Questa risorsa all'interno di Mare Nostrum, no? Ma scusa, metti che tu devi demolire dei palazzi, come devi spianare, dinamite a lei. Scusa, sono una risorsa, devo sapere una bella di risorsa, questa non ci avevo pensato. Mi arriva il foglio dell'amministratore, scopro che il condominio di mia madre ha preso nell'ultima gestione, nell'ultimo trimestre, ben 4 multe da 60 euro l'una per raccolta differenziata fatta male. Sappiamo chi è, perché lì c'è una famiglia di cinesi che butta tutto assieme, eccetera. Quindi i cinesi questo foglio non lo leggeranno perché magari non parlano italiano. Se glielo dici se ne strafregano alla grande, continueranno a fare male la differenziata. Il vigile che oramai ha preso di mira il condominio di mia madre continuerà a mettere multe per educare, non educhi un bel niente, intanto fanno cassa, eccetera, eccetera. Ecco, quest'ultima risorsa mi mancava, devo dire. Sì, guarda, ma però, sai, tant'è, qua li facciamo arrivare, quindi che buttino quel che vogliono, che devi fare, e noi paghiamo. Io pago. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756, ne sono arrivati diversi. Anciapà, Ulbel, René a rubai mutanda, hanno beccato Vallanzassi a rubare le mutande, poverino come si è ridotto, ci scrive Sante da Treviso, tra l'altro rubava anche il concime, ruba merda mutande. Ma adesso io non so, nel senso che rubare non va mai bene, però adesso questo qui che era lui, che era veramente il ras della criminalità a Milano per un periodo, no? E che si sia ridotto a rubare il concime, eccetera, e insomma. Cioè, mi stai dicendo che anche il crimine non rende più la crisi? Ma questo non è più un criminale, probabilmente anche senza soldi, e questo, vabbè, comunque sia, non sai, di Vallanzasca, guarda, mi interessano di più le Sure Marie che vanno nei mercati, quando smontano i mercati a prendere la merce che è rimasta lì, mezza avariata, eccetera. Mi interessa, sono più vicino a queste signore qua. Ho visto la mia vicina che andava a staccarsi le nespole da uno degli alberi che abbiamo in giardino, cioè a questo ci hanno portato, queste cose succedevano durante la guerra. Che è il giardino che vengo anch'io. Appunto. Cioè, questo succedeva durante la guerra e nel dopoguerra, ci hanno riportato indietro nel tempo, guarda, cosa vergognosa. Distacco sindacale, qualche decina di anni fa in azienda trasporti pubblici Torino i sindacati firmarono un accordo ricostruzione carriera per i loro distaccati, carriera altrimenti impossibile anche e soprattutto per le persone che in azienda hanno lavorato sempre, ci scrive Maria. Un titolo? Ma le 10 tasse di Renzi, ma perché vuoi farti del male? Come gli 80 euro? Sono già spariti. Sono spariti, ecco. Cosa ci resteranno di questi euro 80? Appunto, no, perché qua la Lanza dice che consumatori, Tasi è stangata in media 231 euro a famiglia. Nel partito renziano chi diserta sloggia, e c'è la foto, la caricatura di Renzi e Mineo, e Renzi gli fa un gestino. Sì, ma non è che sloggia, lo sbattono fuori, che è un po' diverso. Appunto, certo, lo che fai, a sloggiare. Appunto, ma così comunque. No, invece è interessante, domenica scorsa ringrazio la signora Gabriele, sono andato a mangiare il risotto a casa sua, nella provincia di Novara, e ha tanti alberi da frutta, eccetera. Interessante che riesci comunque se uno ha un po' di terra ovviamente, ha la passione, il tempo, la voglia di farlo, riesci veramente a vivere con poco per mangiare evidentemente. Poi le altre tasse ti ammazzano se hai anche un'alimentazione più sana in sostanza, no? Ecco, questo è interessante, ne approfittavo, la signora Gabriella
è una nostra fedele ascoltatrice, per salutarla e ringraziarla. Mi ha fatto fare il giro un po' del suo piccolo, insomma, apprezzamento di terra, e devo dire che è stato molto piacevole. Cioè, questo è un invito ai radioascoltatori a invitarti a pranzo? No, no, non sarebbe male. Non sarebbe male. Poi un altro sms: ma se Maroni non poteva non sapere, posso pensare che anche l'ex sindaco filosofo di Venezia non sapesse, o neanche questo è più permesso, scrive Rita. Poi ancora: ma Poletti non è che dovrebbe salire le scale di qualche tribunale e rifare qualcosa sulle cooperative impegnate al progetto Mose, ci scrive Carlo da Brescia. E ancora: l'attuale casino di natura istituzionale mi ricorda le urla e le risse del 25 aprile, dove al mio paese natio hanno fucilato il dazziere. Temo il ritorno a quei tempi. Allegri tassatori, cercate di rinsavire, scrive Gerardo, che ha visto il fucilato. E poi ancora c'è qualcuno spieghi a Renzi che il 40% dei voti sono per le europee, non in Italia. In Italia Renzi e il PD non hanno vinto un bel niente, ci scrive Donatella da Belluno. Un altro titolino? Sì, Matteo restituisce la tangente rossa, a parole Renzi. Non la vogliono restituire? No, non la restituirà mai. A parole, anche perché sennò ammette di essere conniventi, insomma. E l'hanno già spesi? Magari anche. E poi a parole Renzi fa l'intransigente con i corrotti del suo partito, ma continua a tacere sul €500.000 di mazzette che per Orsoni e i giudici è finito nelle casse democratiche. Quei soldi sono degli italiani. Vi ricordate i presunti scandali della Lega? Erano i soldi della Lega, no? Però vabbè, insomma, io ricordo tutti, e anche il giornale che titolava Lega ladrona. Ecco, quindi adesso questi qua fanno anche quelli del giornale, che bravo, Mario Giordano, fantastico. E poi i dirigenti democratici balbettano: non è colpa di Renzi, è sempre colpa di qualcun altro. No? Sì. E c'è Deborah Serracchiani, imbruttita, devo dire, qua chissà che foto hanno tirato fuori. E poi c'è anche Piero Fassino, che quello è brutal naturale. Questo era scheletrico quando lo conobbi io. Simona Bonafè ha un metabolismo un po' strano, Fassino. Sì, infatti sembra Conte Dracula. Prendiamo una telefonata. Pronto? Buona Pagani, gente, mi chiamo Pagani. Ciao Pagani. Benvenuto. Come? Benvenuto. Grazie ancora e ben sentiti. Ascolta, nell'elenco delle doglianze che avete fatto del bambino autistico, con tutto il rispetto per quei poveri bimbi, ma pare che uno del suo partito sia così chiamato. Mineo. Ci siamo dimenticati che questo bimbo ha già deciso di far aumentare il bollo auto del 12%. Sì. Anche questo sempre alla faccia degli €80 con i quali si è comperato i votanti. E se un popolo è pronto a vendersi per €80 più fantomatici che reali, è un popolo di puntini. Aggiungi che è il 40% del 50% dei votanti, gli altri non vanno a votare, povera gente. Parliamo di Orsoni un momento. Orsoni ha detto chiaramente ai giudici, per poter avere solo 4 mesi per il lecito finanziamento, che era stato spinto a rubare dal PD, spinto dai funzionari del PD locali. Lo ha detto a chiare lettere. Più ladri di così, però non mi risulta che di leggere PD nella bufera e PD ladrone. Ai posteri l'ardua sentenza. Buona Pagani a tutti, ciao. Grazie Pagani. Renzo ci scrive: ma nel paese delle banane per alzare il PIL calcolano anche i guadagni delle prostitute e degli spacciatori? Guarda, che dire, questa è una cosa da zeliche, però ecco, vedi come abbiamo fatto uscire dalla recessione, no? Adesso calcolano anche i proventi della mafia, degli spacciatori, eccetera, eccetera. Mettono tutto in bilancio. Ma certo. Sì. È come le società di calcio, comprano a €50, €100 un calciatore, lo mettono a bilancio perché una promessa a 1 milione ha messo a posto il bilancio. E poi Mirko da Malnate: in questo momento c'è gente che passa in auto a clacson spiegato, non capisco cosa ci sia da festeggiare, una vittoria di una nazionale che è l'espressione di quest'Italia corrotta, ladra, che inganna il popolo beota, che dimentica in quali gravi situazioni economico-sociale ci troviamo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ascolta, sono Enrico di Vedano. Sì. Una curiosità, ma
il nostro debito pubblico continua a aumentare, Sì. ma noi italiani paghiamo le tasse sempre regolari, ci aumentano tutto, ma come fa a aumentare il debito? Quei soldi lì dov'è che vanno? Bella domanda. Se spiego ma ti perché mi riesci a non capire. Ciao. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Lissoni e buona domenica. Niente, a parte tutte queste cazzate che hanno sparato per mesi e mesi tutti questi governanti di Renzi e la sua amica e tutto quanto, ma una roba che rimane così. Per quanto riguarda la destra deve avere solo Salvini in testa. È stato votato, è stato come si può dire, una preferenza di tutta la gente per Salvini. Essendo Salvini nella testa della destra, non si sbaglia nessuno. Lui si può mandare via quelli che non valgono e lui può tenere vicino quelli che valgono. Secondo me, con la destra, Salvini in testa, verrà salvato tutto. Grazie. Grazie. Sì, io ci credo poco che Berlusconi accetti di avere Salvini come leader della destra, insomma, adesso hanno tutto l'interesse a tenerci buoni, ma in realtà il successo di Salvini, cioè, se fosse visto all'estero, qui può sembrare una cosa clamorosa perché si è perso il senso della politica. Salvini è un'ottima persona, una persona veramente in gamba, ha semplicemente saputo, non dico capito, saputo che per uscire dalla crisi ci vogliono programmi concreti, cosa che la Lega ha, che Salvini ha e che gli altri non hanno, quindi è chiaro che adesso gli altri stanno seguendo al traino. Non so poi quanto potrà durare questa cosa. Comunque è chiaro, si deve ricompattare un centrodestra, poi qualcuno si lamenterà, però onestamente qui o si fa come i grillini che galleggiano e non fanno un fico secco. L'accordo con i grillini non si può fare, con la sinistra non si può fare, perché questi hanno nel cuore soltanto gli extracomunitari e non gli abitanti di questo paese. E insomma, noi il programma politico ce l'abbiamo, se gli altri ci appoggiano ben vengano. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono io? Sì, ci dica. Telefono da Ventimiglia. Sì. Volevo dire che qua i soldi, gli 80 euro non sono ancora arrivati, Parlando con parecchia gente, qua non è ancora arrivato niente. Ho capito. Va bene, grazie signora. Ecco, magari la Liguria anziché votare la sinistra, visto che... No, ma poi in realtà gli 80 euro non erano per tutti, ma a seconda del reddito, eccetera, a seconda anche delle ore lavorate, insomma. Cioè, la spari, do 80 euro a tutti, do 80 euro. Sì. Dopodiché si va a vedere e vedi che sono più gli esclusi che gli inclusi. Infatti. Però hanno vinto le elezioni con questi 80 euro. È come l'ex sindaco di Napoli che dava una scarpa prima e una scarpa dopo. Solo che lui dava poi l'altra scarpa, no? Sì. Questi non li danno gli 80 euro. Lo so. Però mi ricorda qualcuno questo modo di fare: 1 milione di posti di lavoro, ora questo ne ha promessi 15.000, quell'altro diamo che peraltro poi l'ha fatto perché le pensioni l'ha aumentate, questo dagli 80 euro e poi se ne riprende. A me ricorda anche il comico lì albanese con Cettola Qualunque. Cettola Qualunque, sì. che dice e voi ci credete? Appunto. Vabbè, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Ah no, mi dicono che c'è la pubblicità, allora linea alla regia. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo, una bella sede col giardino, il personale mi dà fiducia, Serena starà bene.
Benissimo, rieccoci in diretta 0266203529, numero per intervenire. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io, buongiorno, chiamo da Bologna, sono Marita Vitali. Io vorrei fare una domanda perché spero di non avere tratto le debite conclusioni. Sì. La somma che Clini ha distratto da un fondo destinato, adesso non ricordo all'Iraq. Cosa, All'Iraq. Ecco, e ha mandato in Svizzera. Io ho letto che le banche svizzere sono state loro a denunciare questa cosa. È possibile questo? Cioè che le banche svizzere avvertano lo Stato italiano, quindi non c'era nessun organo supervisore che controllasse dove finivano i fondi? Allora, in teoria sì, però mi sembra difficile che l'abbiamo fatto. Che le banche fanno i propri interessi, non quelli dello Stato italiano. Cioè ci sono degli accordi di trasparenza, però mi pare strano, cioè, la voce che circola nei corridoi è che sia stato uno del Giro di Climi che ha fatto la sua fiata. Comunque, per carità. Io ho letto invece che sono state le banche svizzere. Vabbè. Facciamo finta di credere. Vabbè, non molto, comunque. Se siamo arrivati a questo punto. Sì. Cioè, sono le banche svizzere che dicono allo Stato italiano che ci sono in arrivo perché erano troppi soldi, quindi loro hanno avvertito, sembra, il Ministero. Io sono molto curiosa di sapere questo, se lei può documentarsi e dire qualcosa sarebbe interessante per vedere a che punto è finito il non Stato italiano. Va bene, grazie, la saluto. Ma mi pare strano che sia successo questo, perché allora le banche svizzere dovrebbero aprire i conti di tutti i soldi che sono stati mandati dai vari Saddam Hussein, Assad, Arafat e signore eccetera eccetera, e non mi risulta che questo sia successo. Allora mi risulta che lo Stato italiano può chiedere in nome della trasparenza, di accordi, della legge eccetera eccetera, che le banche svizzere tolgano il segreto bancario su conti sospetti di personaggi che sono indagati per avere portato soldi all'estero, ma che il direttore di una banca di sua iniziativa, non lo so, Andrea, tu che lavori in banca, di no, dico di no, conoscendo, insomma, sapendo un po' come agiscono le banche svizzere, probabilmente questa roba qua o non si poteva tenere tanto segreta o comunque era ininfluente rispetto a tutto il resto del giro che hai ricordato tu di Saddam Hussein e di altri, insomma, no? Quindi ti do in passo qualcosa così non sei tranquillo e tutto il resto lo tengo sotto controllo e sotto segreto, insomma. Perché qui a leggere quello che hanno scritto comunque i giornali in internet, insomma, le indagini sono partite dalla Guardia di Finanza di Ferrara perché hanno individuato un flusso di false fatturazioni, quindi cioè è l'Italia che si è mossa, non è che la Svizzera si è svegliata un giorno dicendo Clini ha portato qui dei soldi eccetera eccetera, quindi no. Ma loro ti possono dire ma può essere, può non essere, sai, ma poi è tutto. Io su queste notizie francamente, personalmente, con tutto il rispetto per la signora, non mi soffermerei, non mi cambia la vita, invece altre cose che sono del quotidiano, insomma. Ricordo, no, la storia ad esempio sul come si chiamava, su quel che aumentava lì, adesso ho dimenticato pure la parola, sullo spread, no? Sì, tutti vero. I giorni commentavamo lo spread, adesso di spread non se ne parla più, non c'è lo più spread è sceso, però la vita aumenta, la disoccupazione aumenta. Prima era tutta colpa dello spread e del signor B. Berlusconi, adesso lo spread è sceso, però tutti gli altri indicatori economici sono giù e compagnia bella, quindi questo è, cioè io vado a caccia a cercare di combattere queste cose qua, di combattere il malaffare a tutti i livelli e compagnia bella. Comunque tenderei a escludere che siano state le banche svizzere a votare il sacco, direi che l'inchiesta è partita da qui. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Wanda dalla provincia di Venezia. Sì, ci dica. Allora, no, avevate ragione voi, io ho letto e sono state richieste da parte immagino delle fiamme gialle, sì. Alle banche svizzere di controllare determinati nominativi e alcuni sono usciti. Diciamo che se le fiamme gialle vanno in Austria, e posso dirvi anche la regione e la Carinzia, e controllano, chiedono certi nominativi MOSE e trovano sicuramente così piccole come si possono chiamare?
Senti un po'. Sottoscrizione, contribuzione. Una chicca milanese. Sì. Dunque, io avevo 3 abbonamenti della RCS. L'anno scorso la RCS a un certo momento, abbiamo visto anche dei servizi, hanno interrotto gli abbonamenti, hanno ridotto le pubblicazioni, hanno mandato a casa centinaia di giornalisti, impiegati, nessuno ne ha parlato. E giovedì la Gazzetta dello Sport ha distribuito a Padova, sì, gratuitamente, dove c'è scritto edizione speciale, €1,10 vanno in beneficenza per il telefono azzurro. Voi ne sapete qualcosa? No. Ancora, comunque il messaggio in prima pagina: facciamo gli azzurri, perché invece di uscire in rosa è diventata una rivista che giovedì era azzurro. E c'è l'orgoglio di essere squadra, e il presidente imperatore italiano, sì. Cari ragazzi, in questi anni la nazionale ha dato tante soddisfazioni agli italiani, insomma noi vivremo di soddisfazioni. Guarda, andiamo avanti, perché con quello che stiamo vedendo e vivendo, poi della provincia di Venezia sapete tutto, perché tutti i giorni escono, e noi siamo qui a fare le pompe agli spilli quando a un certo momento ci stanno letteralmente affogando. Io mi auguro solo che la mia regione abbia tanti cittadini intelligenti, cosa che ho dubitato quando ho fatto lo spoglio del mio paese come rappresentante di lista, sì. Ma vi dico solo una cosa: se il Veneto inizia bene, inizia un'opera forse di risanamento. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata. Io nel frattempo ho guardato varie fonti su internet, nessun giornale, anche di quelli più attendibili, attenti su queste cose, dicono che sia stata la banca, nel caso la USB Lugano Bank, ad avvisare le fiamme gialle. È stato esattamente il contrario, quindi no, le banche non hanno tolto il segreto bancario, sono state la Guardia di Finanza che ci è arrivata da sola. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Abbassi la radio per favore. Può parlare. 0266203529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, non sentivo. Sì. Dunque io volevo dire anche una cosa: perché per gli italiani, per una certa categoria di italiani, non le diamo una partita al mese o 2 partite di calcio, o 2 partite al mese di calcio, così almeno sono tutti contenti e risolviamo i problemi. Ecco, poi volevo dire, io e i miei figli lavoro in un'azienda telefonica, e hanno ricevuti gli 80 euro. Come mai che tanta gente dice io non so, io non ho avuto niente? I miei figli li hanno avuti. Chiaro, grazie, buona giornata. Ma come giustamente ha detto Andrea, perché l'ho ricevuto anch'io, se avete uno stipendio che è fra i 1.000 e i 1.500 euro, il mio purtroppo rientra nella prima cifra, i soldi arrivano, paradossalmente non arrivano a quelli che prendono meno di 1.000 euro, che insomma a logica avrebbe dovuto essere così, però Renzi si è giustificato dicendo non c'era la copertura per tutti, vedremo l'anno prossimo, insomma questi mangeranno l'anno prossimo. No, ma il brutto è che poi i miei collaboratori, subito una mia collaboratrice mi ha telefonato subito quando c'è stato l'annuncio di 80 euro, ha detto guarda, dal mese poi mi devi dare 80 euro in più. Allora le ho spiegato che intanto erano proporzionati alle ore di lavoro fatte. Se sei part time e lavori 2 o 4 ore al giorno, ovviamente non sono 40 ma sono o 20, o non sono 80 ma sono o 20 o 40, no? A seconda delle ore che fai. Punto primo. Punto secondo, se sei sotto una certa soglia di reddito evidentemente non hai diritto. Lei era sotto perché poi da altre parti lavora in nero, tanto per dirlo, no? Ecco, non è mia responsabilità, per me lavora in chiaro, da altre parti in nero, quindi il problema è suo. Da ultimo comunque hai capito, però non mi ricordo. Va bene, allora prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, ciao, sono Ermanno. Ciao Ermanno, dici? Sentite una cosa, va bene tutto, ma la notizia bisogna darla completa. Gli 80 euro in realtà sono anticipati dalle aziende, dai datori di lavoro, e dopo chissà, ma ha detto che verranno diciamo coperti, ma per adesso sono anticipati dal datore di lavoro, attenzione.
Cioè tu dici c'è il dubbio che poi magari non li comprano. Ma sono quasi certo. Ciao. Ciao, grazie. E allora Luca Cooper, operaio metalmeccanico, militante della sezione EP del Medol di Botticino, spero di averlo pronunciato bene, di Botticino Brescia, confermo la bufala degli 80 euro che in busta ci sono stati nella fabbrica dove lavoro, ma non per tutti e sono lordi, qui sono arrivati lordi, quindi con un netto di circa 53 euro, molti poi tramite l'ufficio buste paga vi stanno rinunciando perché con il conguaglio di fine anno gli verrebbero portati via tutti in un'unica soluzione, un'altra grande bugia. Sì, perché poi scatta anche questa cosa, che vanno a controllare, se tu non avevi diritto te li riprendono. Alfredo mio, l'ho detto qua. Ho detto, è vero che sono, allora sull'ordo che dice l'ascoltatore non ho certezza, nel senso che io so che sono nette, no? Sapevo ma comunque a fine anno comunque vanno a comporre un lordo, sì, perché ogni soldo in busta paga viene comunque tassato, no? Quindi con questi 80 euro che sono netti va a alzare comunque il lordo, a fine anno li ridai tu, tant'è che io ho detto qua, l'abbiamo detto insieme anche, no? Settimana scorsa, 2 settimane fa, sulla busta paga di dicembre, diteci qual è la differenza rispetto all'anno scorso, quante tasse in più avrete, è lì che si gioca la partita. Chiaro. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Gerson Vivo. Ciao Mimmo, dici. Ma questa storia degli 80 euro l'hanno dati o no? Io 1.000 euro di stipendio ho preso il mese scorso, questi soldi sono preso adesso, io 80 euro non ho visto niente. La ringrazio. Grazie. Non lo so, insomma, alcuni sono arrivati, ad altri no. Allora, se prendi 1.000 euro nette, evidentemente ne prenderai 1.400 lorde, 1.600 lorde, no? Allora, se il reddito è calcolato sull'ordo, normalmente è calcolato sull'ordo, quindi tu sei fuori del range, no? Quindi ufficialmente Mimmo è ricco per il governo. Il governo Mimmo è ricco, per me no, però ma ecco quel che volevo dire. Poi il fatto di non aver dato da 0 a 14.000 è una ragione, perché molti sarebbero nella no tax area, quindi il giochetto di cui si stanno accorgendo adesso gli ascoltatori non funzionerebbe lì, perché non paghi le tasse sotto una certa soglia, tu sei nella no tax area, e per cui non posso andare a chi non ne ha, devo andare a chi ne ha un po', perché poi recuperano tutto. Allora, buongiorno a voi, a te Lissone, all'amico conduttore. Paradossi, a Sirmione, clandestini senegalesi rubano in un supermercato, nelle valli bergamasche i pensionati rubano perché senza soldi, quei soldi che dovevano andare, che servono per andare a prendere quei clandestini, e come security per evitare i furti c'è un senegalese. Buona giornata, appunto. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, sono Laura, chiamo dalla provincia di Torino. Sì. Buona Padania a tutti. Io volevo dire, come mai le televisioni non dicono che quei 3 lì che hanno ucciso quel signore lì sono 3 nordafricani, sono 3 extracomunitari, saranno quelli che arrivano dai barconi, perché quel lavoro lì vengono a fare. Ma la televisione non lo dice. Poi sono scappati a piedi, nessuno li ha trovati, adesso risaliranno sui barconi e tornano indietro qui da noi. Buona Padania a tutti. Grazie, salve. Lorenzo 199, il nuovo RAS della sinistra, è quello che doveva fare una riforma al mese, è stato condannato in primo grado, non sono illazioni giornalistiche. Poi ancora, cosa possiamo fare per fermare il genocidio nel Donbass? Ormai la denuncia non è sufficiente, ci scrive Raul. Ancora, buongiorno, sono Lori da Monza, volevo dire che dare credito vabbè, questo è un termine un po' offensivo, Renzi, bisogna essere proprio ebeti, non vorrei che la stragrande maggioranza degli italiani lo siano. Poi ha preso il 40%, non so che dire. Questi sono misteri, altro che Padania misteriosa, che tra l'altro farò domani alle 15:30. Bravo. Io ascolterò. Poi, parafrasando Raff, cosa resterà di questi euro 80? Ci scrive Walter da Mestre. Infatti, mi fanno dei segni strani dalla regia. Sì, telefonate. Vittorio, no, 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Vittorio di Olgiate. Ciao Vittorio. Sì, mi sentite? Sì, dici Vittorio. Ecco, no, volevo dire questo, io vorrei riportare su una riflessione che leggendo oggi su un giornale online, faccio riferimento a quello di Blondé FDS, e la cosa un po' spaventa, cioè dire, abbiamo un debito PIL mondiale sembra di 3 trilioni di miliardi di dollari che ci sovrasta sostanzialmente, è frutto dei derivati.
Ora leggo che tra le componenti di tutti questi che hanno creato questo sistema c'è la Goldman Sachs per 43 trilioni di dollari, e poi c'è la JP Morgan con 70 milioni, poi c'è la Deutsche Bank e quant'altro, insomma. E tutti sono dentro in questo sistema così che, ripeto, ci sovrasta, e prima o poi la considerazione che fa sia Maurizio Blondet che il giornalista che ha prodotto, da cui è la fonte di queste notizie, Michael Snyder, dice per il momento tutto sembra a posto, i mercati azionari del mondo hanno fatto segnare i massimi record del credito che viene distribuito come se fosse acqua, ma arriverà il giorno della resa di conti, e quando arriverà sarà la crisi finanziaria più dolorosa che il sistema abbia mai sperimentato. Ora, sapendo io, lavorando nel settore, che molti fondi, come per esempio Davide Serra, sappiamo chi è legato, sono presenti, come lo stesso Soros ha dichiarato in questi ultimi tempi, è una cosa per noi non è molto allegra, e su questo mi piacerebbe sentire una tua opinione, una vostra opinione, perché effettivamente prima o poi questa resa dei conti arriverà. Grazie, certo. Ciao, buona Padani. Grazie, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, sono Giovanni Giuseppe di Varese. Sì. Volevo dire, a proposito, le bufale che mettono in giro, quelle del PD, no? Ad esempio, vanno dicendo che è la prima volta che lo Stato ritorna i soldi ai cittadini, no? Sarebbero quegli 80 euro lì famosi, no? Appunto. La prima volta, vabbè. Sì. E poi, a proposito sempre degli 80 euro, probabilmente glieli fanno pagare, come ha detto il radioascoltatore prima, gli fanno pagare le aziende, non li fanno la famosa defiscalizzazione, no, dello Stato, sarebbe quella, gli fanno pagare alle aziende, gli fanno pagare le tasse, quei soldi lì, e poi quando andranno lì a pretendere che glieli pagano, gli tornano indietro e dicono non ce l'abbiamo. Quello lì sarebbe la defiscalizzazione, no, che mettono in atto loro. Appunto. Va bene, grazie, buona giornata. Molto velocemente per il Presidente radioascoltatore e la resa dei conti. Ora il tema è ampio, ci vorrebbe almeno mezz'ora per rispondere. Comunque sì, ha ragione, il debito è stato creato dagli investimenti sbagliati, azzardati delle banche. Le banche che cosa hanno fatto? Hanno fatto la furbata di buttarlo sui cittadini dei vari paesi per costringerli a pagare. Hanno imposto i loro uomini, che si chiamasse Papademos in Grecia, Mario Monti in Italia, eccetera eccetera, e quindi la fanno scontare a noi. Il debito pubblico italiano, europeo non verrà mai pagato perché è troppo grosso. Il sistema prima o poi salterà, per questo fa bene Matteo Salvini con il gruppo degli euroscettici a creare questa coalizione all'interno dell'Unione Europea, perché questo sistema non salterà, va fatto saltare, perché è tutto sulle spalle della povera gente. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Dall'astronave si sentono rumori stranissimi. Pronto? Che mi ha lasciato esterrefatta. Sì. Allora, nella chiesa di San Gennaro a Napoli, sì, ancora ai tempi della regina del Piemonte, donavano degli oggetti d'oro di valore immenso, sì, monili di smeraldi, brillanti, giade, di tutto. Hanno calcolato il valore di tutto questo oro, queste gemme preziose. Non sanno stimare la cifra, è una cosa inestimabile. Allora io mi domando e dico, ma per quanto tempo devono lasciare là tutte queste donazioni che i fedeli per anni e anni e anni hanno dato a questa, in onore di San Gennaro? Io penso che per saldare il debito pubblico basterebbe solo sbarazzarsi di tutto questo immenso oro e di queste gemme che ci sono a Napoli. Sono lì che domandano aiuto, vivono di sussistenza e hanno un tesoro inestimabile nella Chiesa, a parte tutte le altre chiese d'Italia dove i fedeli donano questi preziosi, insomma. Datemi una risposta, perché veramente io non riesco a capire questa Italia di M come va a finire. Grazie. E la risposta è molto semplice, che la Chiesa non è che si priva dei propri beni per darli ai poveri, pretende che siano i poveri che aiutino i poveri. La Chiesa, essendo di fatto giuridicamente uno Stato straniero, quindi non è tenuta a dare il tesoro di San Gennaro, ma potremmo parlare di centinaia di tesori sparsi in tutta Italia, in tutto il mondo, che ha la Chiesa, per cui
anche Papa Francesco parla tanto di accoglienza, insomma, non dimentichiamoci, e qui fu Report che fece, spiace dirlo, un reportage su questo, ma la Chiesa è padrona di 1/3 di tutti gli stabili, non di Roma, ma del Lazio. Quindi se volesse avrebbe case e ricchezze per tutti, però... Sì, ma io, guarda, sono disposto a accogliere a casa mia un profugo quando il Vaticano ne accoglierà uno. Buonanotte. Quindi non viene nessuno a casa mia. Egoista, vedi? E quando lo fanno loro lo faccio io. Appunto. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Lissoni, sono Lorenzo 199. Ciao Lorenzo, dici. C'ho 2 domande da fare, una ad Ancona e una a te. La prima per Ancona è se si ricorda quando era scoppiata la Tangentopoli nel 92, sì, che il Partito Democratico, dopo, non mi ricordo come si chiamava allora. Era il PC. No, era PDS. C'è stato un periodo che si parlava che siccome non c'erano più soldi dovevano vendersi il bottegone, no? Sì. Poi a un certo punto non si è saputo più niente, il bottegone se lo sono tenuti, adesso abbiamo capito come abbiamo fatto, no? Come abbiamo fatto ultimamente. L'altra è per te, se non sbaglio tu hai detto che o eri o sei ancora professore di religione. Insegnante di religione, sì, non me l'hanno revocato ancora. Volevo sapere una cosa, scusa. Perché non se ne sono accorti? Scusa l'ignoranza, il Papa che c'era ai tempi della battaglia di Lepanto, come si chiamava? Mi prende alla sprovvista, che si ricorda. Comunque sia, secondo te, vabbè che sono tempi diversi, sì, ma se allora ci fosse stato un Papa tipo di parliamo da Giovanni XXIII venendo ad adesso, secondo te la battaglia di Lepanto ci sarebbe stata o sarebbe finito tutto come sta finendo adesso? Infatti. Ciao a tutti, ciao. Grazie, ecco, era Pio V, ora per la verità non è che me li ricordo tutti, dai 300 rotti quanti sono. Non me ne ricordi di uno, Craxi, che se fosse stato Papa sarebbe Pio tutto. Esatto. E allora, però, ora, al di là delle battute, il radioascoltatore ha messo il dito sulla piaga, cioè sul fatto che dall'epoca di Craxi, che sono cambiate le cose, è cambiato il concordato, eccetera, eccetera, la Chiesa ha smesso di fare gli interessi della cristianità, del popolo cattolico, dell'ecclesia, come la chiamano loro, cioè della comunità, ma si è aperta alle altre religioni, che poteva essere anche una cosa bella, perché sono state tolte tante cose, come quell'orrenda preghiera, salvaci Signore dai perfidi giudei, lì è stato Papa Giovanni che ha tolto questa cosa, il Concilio Vaticano II ha riformato tante posizioni, hanno tolto dai piedi il cardinale Ottaviani, che era quello che scomunicava i cattolici che sposavano i comunisti, eccetera, eccetera. Mi sembra però che la Chiesa si sia calata un po' troppo le braghe, nel senso che una religione dovrebbe, se ritiene di essere nel giusto, portare avanti la propria di fede, non quella degli altri. Per cui questo ecumenismo con tutte le altre religioni, che finché resta su un piano teologico se ne può discutere, ma che poi finisce col no, se offende il musulmano togliamo il crocifisso, questo non si può dire, quello non si può fare, togliamo i presepi, togliamo le preghiere, eccetera, eccetera. Ora, francamente, visto che poi non c'è nemmeno una reciprocità, mi lascia un attimino perplesso. Poi ognuno è libero di credere a quello che gli pare, però lasciate anche a noi la libertà di credere o non credere, magari io credo di più a Biglino, per esempio. Sì, no, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece il discorso di Tangentopoli, l'operazione che fece allora il PDS, è vero che comunque vendettero degli stabili, perché comunque andavano al collasso, è vero che hanno lasciato la sede di Milano in via... adesso in zona 2, e così, questo è vero che però si sono riorganizzato, hanno ricostruito attraverso le cooperative un sistema di finanziamento ai partiti. Orsoni, Venezia insegna, Penati e Sesto San Giovanni insegna, perché tutto andava una parte magari nelle tasche di lor signore, una parte nelle casse del partito. Questi sono i magistrati a dirlo, i magistrati che si offendono e dicono non toccateci lo stipendio perché ne va della nostra indipendenza. Cioè l'indipendenza dei giudici è direttamente proporzionata ai soldi che prendono. Questa è la mission dei giudici. Grazie. Benissimo, grazie a tutti e buona Padania. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per